Un appello del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, è stato lanciato tramite i nostri microfoni in occasione dell'allarme di ieri che ha visto la prima cittadina e le forze dell'ordine impegnate nello smontaggio della gru che si era piegata incontrata a Ciuccafa per il forte vento e che poteva causare gravi danni ai passanti. Il sindaco Carmina si è lamentato per via delle anticipazioni di cassa dovute che non arrivano, che bloccano fortemente l'attività amministrativa del comune di Porto Empedocle. Un appello alle istituzioni, allo Stato, al prefetto, perché noi versiamo per questioni di interpretazione da parte del nostro organismo straordinario di liquidazione una situazione di mancanza di liquidità di cassa pesantissima e al momento non siamo in condizione neppure di fare benzina ai mezzi, ci sono qua i nostri vigili, davvero siamo ridotti alle collette. Ora, siccome si tratta di soldi che comunque devono arrivare al comune di Porto Empedocle, che da qui a fine dicembre si prevede abbia un afflusso positivo di cassa di 3 milioni di euro, che ce li facciano almeno avere subito per non mettere inutilmente una città in ginocchio. Stanno dando, pare, 400 milioni di euro a Catania di contributo straordinario, quindi non di soldi che toccherebbero a Catania ma che graverebbero sull'intera collettività, che almeno facciano arrivare a Porto Empedocle i soldi di Porto Empedocle prima possibile, vista la straordinaria situazione di emergenza e il fatto che Porto Empedocle a livello ministeriale, per come è stata lasciata, viene ritenuto uno dei peggiori disastri italiani. Io sono qua a fronteggiare, però lo Stato deve essere presente per la tutela dei cittadini, soprattutto per l'incolumità e la salute pubblica. Faccio davvero un accorato appello, perché non si può lasciare una comunità da sola ad affrontare disastri e a dover scalare le montagne senza mezzi. Questo è assolutamente, io ho fatto tante richieste al Ministero degli Interni, siamo in interlocuzione col governo, però ci devono davvero attenzionare e dare una mano.